Eccoci qua ragazzi, dunque siamo alla seconda tappa della Litoranea, diciamo quella che andrà un po' a conclusione di questo percorso. Vi ricordate quella di Jesolo e adesso quella di Chioggia. Oggi siamo qui a Chioggia e volevo fare un attimo una correzione. I partecipanti a Jesolo sono stati ben 220, avevo detto sui 150. 220 persone, dunque l'Ele Tommello me lo conferma, mi ha dato il numero esatto, ecco. Allora oggi siamo a Chioggia, come dicevo prima, siamo in presenza del vice sindaco, buongiorno a tutti, la dottoressa Daniela Vallarì e l'organizzatore Gabriele Tomaello, ecco. Ecco, dunque ringraziamo ovviamente l'amministrazione per averci dato comunque gli spazi per poter fare questo percorso. Il percorso di oggi si svolgerà in una centinaia di chilometri circa, siamo in tanti, l'Ele più o meno quanti? Un po' a spanne dai. Diciamo quasi 3. Uè, oggi facciamo veramente il pienone, fantastico. Benissimo, allora come dico sempre non ci rimane altro che rimontare in sella e partire. Un salutone da tutti, un ringraziamento nuovamente all'amministrazione comunale per aver dato comunque gli spazi, un saluto da tutti. Bene, ciao, alla prossima, ciao! Allora ragazzi, dunque dalla serie si fa, che ne so, l'impresa eroica eccetera, a oggi che invece è proprio una social gravel, dunque per stare in compagnia e fare un po' anche di chiacchiere, fare qualche risata. Qui abbiamo alle mie spalle il gruppo Scopa, cioè saranno quelli che praticamente andranno pian pianino, si faranno la scampagnata e se la godranno questa traccia che è bellissima. Allora presentiamo uno a uno, dai via! Allora, Gaia, ciao, con calma. Claudio, il nonno della compagnia. Fabio, Marco, Michele. Ecco, perfetto, dunque sono simpaticissimi e loro saranno proprio quelli che la maglia... noi. Chiuderanno loro, saranno la maglia nera di questo giro, praticamente. Esatto. E la maglia nera, attenzione che non è una cosa negativa, anzi è veramente un qualcosa di importante, poi soprattutto nei giri più importanti, tipo il Giro d'Italia o il Tour de France. Ecco qui, poi abbiamo un altro partecipante, eccola! E qui abbiamo la Flavia qui. Ciao. Lei è figa però non fa parte del gruppo. Lei non farà parte del gruppo Scopa, ma comunque No, dai. Anche sì. No, è che volevo Ecco. dire noi non sognatevi di starci dietro. Ecco. Allora a un metro davanti dal gruppo Scopa, Ecco. sono io. Bene, adesso non ti resta altro che partire. Salutone, ciao! Ragazzi, siamo partiti per questi 100, 103, 104 km, partenza da Chioggia, fantastico, un sacco di gente, un sacco di amici ho trovato e niente, si va.
ragazzi, c'è chi prende l'asfalto per essere un po' più, per avere una pianata un po' più agevole. Noi invece siamo i temerari, vanno in mezzo alla giungla. Questa è gravel, dai che si vola, dai che si vola! Ma quanti siamo, ma quanti? Dunque ragazzi, siamo arrivati al 20° chilometro, abbiamo fatto un po' la vecchia statale romea su argini amazzoniani, veramente, perché c'era l'erba altissima. E abbiamo adesso attraversato la Romea e siamo praticamente un po', siamo in zona conche, stiamo costeggiando la laguna e adesso dovremo arrivare alla spiaggia della Boschettona. C'è qua, ma chi c'è qua? La Barbara, c'è Andrea che tenta di nascondersi. E la Elena con i nuovi occhiali fotocromatici, ma che bella che sei. Vabbè ragazzi, dunque sono partiti un po' prima di noi. Siamo qui alla Boschettona e spettacolare, peccato un po' per il tempo che è un po' così. Però insomma dai, se tiene così nuvoloso non è neanche male, perché le previsioni di qualche giorno fa si prevedeva insomma pioggia e dunque era un po' in forse anche questo giro. E niente, adesso ragazzi dove si prosegue? Per la Casoni della Fogolana, dunque ci fermeremo lì al prossimo, diciamo al prossimo step insomma. Bene, ciao ragazzi, a dopo. Abbiamo fatto la Boschettona, siamo diretti adesso ai Casoni della Fogolana. Dunque ragazzi, siamo arrivati al 35° chilometro circa, siamo ai Casoni, alla Fogolana, fantastico, bellissimo. Adesso ci mangiamo uno snack e poi ripartiamo. Siamo sul percorso, chiamiamolo ciclabile del nuovissimo. Questo porta addirittura fino a Miraporte volendo, e guardate che spettacolo. Diciamo che è un po' selvaggio, però è fantastico. Dai che non siamo ancora a metà strada, pedalare! Poi siamo diciamo all'incirca un po' al giro di boa, siamo arrivati dunque a Codevigo. Dunque ricapitolando, Chioggia, zona Conche, Fogolana anzi scusate, spiaggia della Boschettona, Fogolana con i casini pescatori. Siamo a Codevigo, adesso prendiamo l'argine del Brenta. Ciao! Siamo il Bacchiglione, che siamo qui alla nostra sinistra, e proseguiamo adesso a destra e passiamo per Cadimezzo. Al 52° chilometro siamo andati a Civè e dunque lasciato Bacchiglione, fatto Cadimezzo, arrivati a Civè, abbiamo fatto il rifornimento, preso un bel panino, 2 bananette, abbiamo riempito le borracce, siamo ripartiti e adesso siamo praticamente a metà percorso.
e basta. E dunque puntiamo verso Sottomarina. Allora siamo al 75esimo chilometro, ne mancano pochi per l'arrivo. Siamo arrivati a Cavanella d'Adige dopo 80 km, dunque per l'arrivo ci mancano ancora una ventina di chilometri. Stiamo arrivando a Sottomarina, adesso costeremo un po' l'Adige, arriveremo verso il mare e poi da Sottomarina si arriverà a Chioggia, dove si chiuderà questo fantastico giro di questo bellissimo percorso. Allora ragazzi, siamo arrivati al 91esimo chilometro, siamo arrivati a Sottomarina, adesso vi fa vedere un po' il lungomare. Lasciamo la splendida Sottomarina per andare verso Chioggia e chiudere questo giro. Finito questo giro fantastico, allora vi presento Davide e Marco, che abbiamo praticamente un po' concluso assieme questo fantastico percorso della litorale di Chioggia come seconda rotta, ovviamente dopo Jesolo. È stato un giro fantastico e qui sentiamo urla, schiamazzi, vero ragazzi? Sì, cioè proprio festa, vai, manetta vai. E basta, la giornata ha tenuto sì, per fortuna, perché altrimenti se pioveva era un po' un macello. Percorso bello, un po' impegnativo, sì. Un po' diciamo abbastanza molto sconnesso infatti, esatto. E comunque è andato bene. Dunque il giro si è concluso con 103 e abbiamo concluso in 4 ore e 10 circa. Esatto. Bene ragazzi, adesso aspettiamo un po' gli altri che arrivano, poi andiamo a casa, giusto? Bene, okay. Ciao. Okay, ciao. Ciao.
ragazzi, qui si chiude dunque la seconda tappa di Chioggia, dunque tutta l'organizzazione litoranea, dunque Jesolo, Chioggia, si chiude, finisce. Un po' di lacrimucce ce le abbiamo un po' tutti perché siamo un po' tristi, perché abbiamo fatto veramente amicizia, abbiamo corso, abbiamo fatto un disastro. E qui abbiamo tutti gli organizzatori, un applauso veramente, si sono impegnati, hanno fatto veramente il massimo per fare queste due edizioni di Gravel. Fantastico, un applauso a tutti loro perché sono stati veramente in gamba. E niente, Presidente, abbiamo la prossima a settembre, credo, no? Sì. La nostra, scusate che... È un po' emozionato il nostro Presidente! L'evento di casa, dai. Di casa, sì, esattamente, di casa. Un evento dunque a Santa Maria di Sala, dunque ci sarà un bellissimo evento anche lì, dunque a settembre. Giusto? Esattamente. Perfetto. E buon ragazzi. Appuntamento l'anno prossimo con la Litorale Veneziana in Gravel, edizione numero 1. Ecco, perfetto. Su. Va one. È un po' emozionato qui, dai. È un po' triste perché è finito tutta questa cosa, dai. 2.0 siamo Ecco. con voi. Vabbè, ragazzi, un salutone e grazie.